Per il cenone di Capodanno, il baccalà fritto più buono della tua vita, ti faccio vedere io come si fa. Vieni con me che lo facciamo insieme. Partiamo dai peperoni per la nostra crema. Olio, sale e li facciamo arrostire. Io uso una griglia a carboni. A casa potete metterli in forno. Ci iniziamo a preparare il nostro baccalà. Già dissalato, togliamo via la pelle. Controlliamo se c'è qualche lisca e ci andiamo a creare i nostri medaglioni. Per la nostra insalatina andiamo a ricavare il cuore di una scarola riccia, questo più chiaro, tenero ma croccante. Per condire la nostra insalata, olive taggiasche, pomodori secchi e alici. Una volta lavata la nostra scarola e ben asciugata, mettiamo tutto all'interno. Aggiungiamo aceto di vino bianco, olio extravergine e sale. Giriamo bene e la lasciamo insaporire. I nostri peperoni, quando sono ben arrostiti, li mettiamo in un contenitore coperti, così si spelleranno più facilmente. Li puliamo dai semi, togliamo la pelle e frulliamo tutto. Ora si va di pastella, semplicissima. Acqua fredda e farina. La consistenza deve essere questa, non troppo liquida. Quando rimane un velo sottile attaccato alla frusta, è pronta. Pastelliamo il nostro baccalà. Quando è ben coperto dalla pastella, andiamo in olio. E mi raccomando, l'olio 175-180 gradi. Dopo 3-4 minuti circa, il nostro baccalà è bello dorato. Mettiamo un po' di pepe e andiamo ad impiattare. I peperoni arrostiti sono diventati una crema buonissima. Andiamo a metterne un po' sulla base del piatto, così. Andiamo con la nostra insalatina e poi andiamo col nostro baccalà. E senti com'è croccante. Al baccalà fritto non so resistere, mi tocca assaggiarlo. Ve lo assicuro, sarà il più buono della vostra vita.